Il mondo si ferma soprattutto se non c'è acqua per gli usi necessari alla vita, perciò all'attività produttiva, all'agricoltura, all'alimentazione. Pensi che di tutta l'acqua che noi abbiamo nel pianeta, quella che utilizziamo è una parte minima, attorno all'1% neanche, di tutta l'acqua che c'è nel pianeta. Però questo 1% è decisivo per la sopravvivenza della specie umana, non del pianeta. Il pianeta può continuare, ma noi potremmo non avere più questa possibilità se l'acqua non fosse disponibile perché è inquinata, perché il cambiamento climatico provoca una eccessiva evaporazione. Ci sono molti di questi aspetti che oggi diventano cruciali per il futuro.